Cadorna è andato via, adesso c'è Diaz. E se voi andate a vedere nella divulgazione, nella manualistica, si insiste molto sul diverso modo più umano di comandare che Diaz avrebbe portato con sé. Maggior comprensione per i soldati, per la loro mentalità, più licenze, più distrazioni, meno fucilazioni. Allora, è vero in parte. Diaz personalmente c'entra poco, probabilmente. Chi è Diaz? Di solito si dice sempre hanno nominato uno sconosciuto con grande sorpresa di tutti. È abbastanza vero. Intendiamoci, Armando Diaz non è uno sconosciuto per i suoi colleghi. È un comandante di corpo d'armata, è pur sempre Sua Eccellenza il tenente generale Armando Diaz. Ce ne saranno 30 o 40 come lui nell'esercito. Sono troppi perché il pubblico li possa conoscere. Lo mettono